Posti esauriti e gente addirittura fuori dalla sala all'hotel Russo di Mestre per la presentazione della lista di Francesca Zaccariotto. Venezia domani, in nome della civica che candida il sindaco della città, l'ex presidente della provincia. Una candidatura rafforzata dai 500 presenti dal parterre della prima fila. Enrico Zanetti, sottosegretario veneziano di Scelta Civica, Remo Sernagiotto, parlamentare europeo di Forza Italia, e poi Corrado Callegare, Giovanni Furlanetto, ex leghisti di prima il Veneto Punto, Paolino Danna, ex assessore provinciale azzurro, Cesare Campa, i presidenti dei comitati per la separazione di Venezia da Mestre. Prima che politica, la lista della Zaccariotto vuole essere civica, la sua candidatura una scommessa. Io mi propongo come candidato di questa posizione, di queste liste. Ovviamente posso fare anche un passo indietro, il problema non è quello di rimanere rigidi nel ruolo che abbiamo concordato, il problema è vincere questa scommessa. Ai partiti di centrodestra, indecisi, chiaro il messaggio. Io credo che continuare ad aspettare i partiti e che i partiti aspettino quello che avviene nel centro-sinistra sia un errore strategico e anche politico. Nessun rancore per la Lega, che da mesi pone veti sul suo nome. Oggi il partito non siamo noi, il partito dobbiamo essere tutti che cercano di raggiungere quelli che sono gli obiettivi nell'interesse della gente, e quindi queste vendette io non le condivido. Dopo 25 anni l'occasione è a portata di mano di fronte a una serie di fallimenti delle passate amministrazioni che Francesca Zaccariotto elenca, forte dei suoi 6 anni da amministratore della provincia e del suo passato da sindaco di San Donà di Piave. A suo fianco la civica 2015 del sottosegretario Enrico Zanetti. In questi 20 anni l'alternanza che ha avuto Venezia è stato tra il sindaco Cacciari e il sindaco scelto alla fine da Massimo Cacciari. È una persona di qualità, ha dato molto, oserei dire ha dato tutto, andiamo oltre.